Lei ha già fatto un conto sugli 88.000 soci, quanto dovrebbero versare per tenersi la banca? 12.500 euro. Questa è la cifra per strappare Veneto Banca dal fondo Atlante, che peraltro ha già fatto sapere di averne già abbastanza della Popolare Vicentina da risistemare nel mercato. Ed è la cifra che Bruno Zago, presidente dei grandi azionisti della Banca di Montebelluna, ha prospettato ai convocati del Maggior Consiglio, ma non solo. Di sicuro credo che ce la faremo a raggiungere un obiettivo, diciamo, del 50 più un euro. Un ottimismo che il patron trevigiano della carta e degli imballaggi ha cercato di trasmettere agli altri azionisti chiamati ad investire nuovamente nella banca, dove sono andati in fumo investimenti e risparmi, in alcuni casi milionari. L'orizzonte per Zago è rilanciare per recuperare, ovvero ricomprarsi una banca oggi sottostimata. Qui c'è stata l'unanimità sul sottoscrivere l'aumento del capitale sociale. E stando ai commenti, molti invece di lasciare raddoppieranno. Ma non è che Zago ci ha convinto, vogliamo la banca del territorio e una banca che funzioni per quello che deve funzionare e quindi per la piccola e media azienda, per il piccolo risparmiatore, eccetera. Sparita questa, sparita in banca. Chiara la strada indicata da Zago ai capitani coraggiosi. Una volta presa la banca si cambia decisamente rotta. Metteremo un CDA e un presidente che faccia le cose come la proprietà della banca vorrà che siano fatte. L'ultimo appello è per i piccoli investitori. Abbiate fiducia che se i veneti riusciranno a tenere questa banca, penseranno a fare tutto quello che sarà possibile anche per dare un piccolo riconoscimento a quelli che si sono trovati in più o meno grosse difficoltà.